L'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per il trattamento inumano e degradante di una donna perché le autorità non hanno agito per proteggerla dall'ex marito violento. Il caso riguarda Silvia De Giorgi, residente nel Padovano. Tra il 2015 e il 2019 ha denunciato ben 7 volte il marito da cui era separata dal 2013 per averla più volte minacciata di morte, colpita con un casco, averle messo telecamere in casa, perseguitata, seguita e molestata per non aver pagato gli alimenti e per aver maltrattato i 3 figli. I giudici della Corte europea per i diritti umani chiamano in causa l'inazione dei magistrati stabilendo che lo Stato deve versarle 10.000 euro per danni morali. La sentenza di Strasburgo è chiara, nonostante i rapporti dei carabinieri, dell'ospedale e anche dei servizi sociali che contengono prove di quanto la donna afferma, i magistrati incaricati di valutare il caso non hanno preso alcuna iniziativa per rispondere alle denunce della donna. La loro inazione, afferma la Corte di Strasburgo, ha creato una situazione di impunità per l'ex marito. Un ex marito che deve essere ancora processato per un atto violento commesso nel novembre del 2015, mentre restano in sospeso le inchieste sulle denunce che risalgono al 2016. Soddisfatto il legale della donna in quanto sono state riconosciute tutte le violazioni denunciate. Tutte le doglianze che avevamo sottoposto alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo sono state accolte. Hanno trovato quindi piena soddisfazione. Spero che quindi questa sentenza costituisca, al di là di una critica, costituisca anche un ulteriore punto di partenza per quello che deve essere la costruzione di un sistema di valori, di regole, di principi e di modalità di approccio a questo fenomeno.